Mi veniva in mente che non vi ho detto prima che quando c'era questa piedigrotta, sì? Loro due, tra l'altro, con Lo Sole Mio sono arrivati al secondo posto. Ti ricordi quando ha scritto Sole Mio, sì, i stessi autori? Sono arrivati al secondo posto anche con questa, anche con Iteguria Basà, perché ne è arrivato un'altra al primo posto. Quindi 3 volte condannate al secondo posto, ma l'immortalità poi. Molte volte che quando sono capitate non successe lì, il secondo posto, terzo posto, che sono state le famose canzoni. Sai che mi faceva ridere perché guardando ieri. Posso tenere la mano? Come no, te lo tengo io. Mi sto crescendo i capelli per piacerti di più, hai visto? Ma come fai a piacermi di più? Spiegami, come può piacere di più? Non lo so. Dicevo che ieri stavo guardando sul giornale, ridevo come un matto a guardare perché questa piedigrotta del Novecento di cui parlavamo è la prima che era stata utilizzata un po' a scopi elettorali. Allora c'era un manifesto, lo volevo portare poi l'ho dimenticato, su cui c'era scritto praticamente cittadini, votate per il municipio di Napoli contro la corruzione e votate tiritombola, tiritombolo. Era una roba pazzesca, avevano utilizzato la cosa.
che è molto importante. Io mi voglio agganciare, è molto importante, perché ovviamente sapete che ci sono le votazioni. Amici degli animali, ricordatevi di quelli che hanno fatto il proprio dovere. Domenica e lunedì è il momento buono per dirgli che se non hanno fatto il loro dovere è giusto che scelgano un'altra professione, giusto? Bisogna muoversi, indignatevi e muovetevi perché è il momento buono per farlo. Senti una cosa, mi è arrivata una campana bellissima da Napoli che mi ha ricordato proprio Mi è funge. arrivata da Agnone e te la manda il dottor Marinelli. Marinelli non è- Marinelli, che è papà di Gioconda Marinelli. Quella che ha fatto l'autobiografia? Quella che ha fatto, no, biografia, ha fatto il libro, che è nato da una sua intervista, cioè è nata come intervista perché lei non sperava che con il tempo che avessi io per fare questa cosa, più di un'intervista non si poteva. Invece Gioconda è stata durissima, mi ha invitato un giorno per fare questa intervista sulla mia carriera, la mia vita, tante cose così, e dopo da questa intervista è nato questo libro che lei ha fatto insieme a Pietro Gargano. Scusatemi, ma veramente l'hanno scritto in una maniera bellissima. Gioconda ha avuto una pazienza certosina perché io non avevo mai un momento perché questa intervista diventasse un libro sul serio, per cui per un anno si metteva sotto casa mia e mi aspettava che scendessi. Una pazienza Gioconda incredibile. Gargano mica male, Sì. devo dire. Devo ringraziarvi, grazie, e le campane magnifiche, di la verità. Grazie, La porterò a far vedere. Sul nome proprio al pulso, apposta. Allora,